Pinta, beffato proprio alla fine della barriera. Jimenez tocca anche lui, disturbando ulteriormente, anzi spiazzando nettamente Oblak. La distrazione in più per Müller, che poi tranquillamente, freddamente va a sistemare il pallone. Duello con Oblak. Attenzione, momento fondamentale, 34esimo, rigore Bayern Monaco. Müller, proprio lui, scusa all'andata. Rincorsa breve, Müller, Oblak, miracolo! Xabi, Oblak ancora, incredibile, incredibile. È andato dalla parte giusta, ma Müller non ha cacciato il tiro radente d'erba, ha facilitato la parata del portiere sloveno. Eccezionale riflesso di Oblak. Calcio d'angolo, basso, messo fuori da Torres. Si è salvato miracolosamente l'Atletico Madrid, che stava per subire il secondo gol. Massimo Veronelli. Sì, il primo a complementarsi con Oblak. La falange macedone ha colpito ancora, compatta nella fase difensiva, rapida con la ripartenza veloce. Torres perfetto per Griezmann, che a quel punto non poteva sbagliare, è arrivato a stretto contatto con Neuer, gli avversari erano molto distanti, protesta molto di là, non ho capito bene il motivo. Un gol pesantissimo, rivediamo qua, 1-2. Posizione. Era fuori gioco. Era fuori gioco. Era oltre Alaba. Non siamo proprio in linea qua con l'inquadratura, ma ho sensazione che fosse offside. Griezmann nell'1-2. Francesca Benvenuti. Deve essere arrivata anche a Pep Guardiola la notizia, Sandro, perché la sua stizza. Mortata di Fisti. Una decisione che farà discutere. Torres, parte lui, destro secco, parata miracolosa. Neuer incredibile. Miracolo all'Allianz. La partita non è finita. Come Müller, stesso angolo e stesso tiro a mezza altezza, non angolato e forte, non raso terra, lo calcia male Torres questo rigore. È giusto così, aggiungo, perché sarebbe stato veramente un peccato chiudere il discorso con un rigore fasullo. 6 minuti adesso, Bayern resuscita per la seconda volta. Coman, incredibile questa sfida. La Champions League non delude mai. Grande spettacolo anche dal punto di vista emotivo. Qui lancio lungo, Godin troppo corto, Müller male, Thomas primo pallone per lui, Filipe Luis